È in arrivo il lampione della Punta della Dogana, restaurato a spese della Covedi, la società che gestisce per conto del comune il servizio di illuminazione pubblica. Sarà fissato entro il mese di maggio, perché prima è necessario installare e far cementare il basamento che lo sorreggerà. Avrà anche un sistema di illuminazione a basso consumo energetico. Il lampione ritorna al suo posto dopo 4 anni, durante i quali è stato sostituito con la tanto discussa statua del ragazzo con la rana, rimossa proprio in questi giorni. I veneziani e i molti che avevano mosso critiche contro la statua dello statunitense Charles Ray esultano, ma sono molte anche le polemiche di critici ed esperti d'arte contro la sua sparizione. Francesco Bonami, il critico che l'aveva installata, si è infuriato con l'amministrazione per la rimozione e ha chiesto inutilmente di prolungarne l'esposizione almeno durante i mesi della Biennale d'Arte. A fianco a lui si è alzato un coro di polemiche. Storici e critici sostengono infatti che siano poco chiari i metodi di selezione di artisti e opere contemporanee che possono essere esposte nei campi veneziani e soprattutto i tempi e i luoghi di esposizione. Il comune di Venezia si è visto costretto ad affrontare il problema riguardante l'uso degli spazi della città per l'arte contemporanea. Da un lato è necessario tutelare la realtà cittadina, ma al contempo si vuole aprirla alle nuove avanguardie dell'arte. È importante fare scelte artistiche che permettano un buon dialogo con gli spazi cittadini. Il sindaco Orsoni auspica la nascita di un tavolo comune con soprintendenze, critici, artisti e istituzioni artistiche, in modo tale da creare un dibattito costruttivo per offrire linee guida chiare sull'esposizione delle opere contemporanee nei campi e nelle fondamenta cittadine. Riguardo al ragazzo con la rana, però, non ne ha proprio voluto sapere di prolungamenti. La statua è rimasta fin troppo a lungo, infatti la sua esposizione doveva essere temporanea e gli spazi veneziani non possono essere sfruttati per interessi personali, nemmeno se con fini artistici.